essere. Il crollo del ponte Morandi potrebbe essere stato voluto con l'uso di microcariche, l'ipotesi shock avanzata dall'ingegnere padovano Enzo Siviero, consulente sulle possibili cause della tragedia di Genova. Lo stupro di Jesolo, nella notte la cittadina balneare tappezzata di sagome nere impiccate, l'azione rivendicata da Forza Nuova, la condanna dell'amministrazione, così sale la tensione. Pedemontana Veneta, il governatore Zaia conferma l'arrivo giovedì a Venezia del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la firma del protocollo di legalità e difende il titolare del Viminale, indagato perché fa il suo mestiere. Infortuni mortali, 50 il numero delle vittime registrate da inizio anno con l'ultima tragedia ieri a Salgareda. La Regione raccoglie l'invito dei sindacati sul tavolo per la sicurezza. Sarme del Cordignano alle prese con la conta dei danni provocati dalle esondazioni di alcuni torrenti. Una famiglia potrebbe essere evacuata nelle prossime ore per l'inagibilità della casa. Ripristino della leva obbligatoria e dentro il Consiglio regionale l'animata discussione sul progetto di legge, fuori la protesta degli studenti che si sono rasati i capelli. E polemica a Venezia dopo che Ken Howard, uno dei più importanti pittori inglesi contemporanei, è stato allontanato dai vigili perché stava dipingendo in centro storico senza i necessari permessi. Diversamente Veneta è il diario rivolto ai bambini per far conoscere le meraviglie della nostra regione. Protagonista Jesus Leni Gomez, l'imprenditrice che ha attraversato i comuni veneti a piedi e che sta raccontando la sua esperienza su Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano dunque la tragedia di Genova con il crollo del ponte Morandi, ebbene crollo che potrebbe essere stato voluto. Questa è l'ipotesi shock avanzata dall'ingegnere padovano, il professor Enzo Siviero, consulente per la SPEA sulle possibili cause della tragedia di Genova. C'è qualcuno che sta già parlando di attentati o comunque situazioni di questo genere, stanno circolando dei video da questo punto di vista e io in linea di massima non mi sento in questa fase di escluderlo, anzi diciamo che è un'ipotesi che sto esplorando io stesso, perché la dinamica del crollo diciamo che potrebbe essere compatibile con un certo tipo di ragionamento. Il crollo del ponte Morandi a Genova potrebbe essere stato provocato, un'ipotesi sconvolgente che l'ingegnere padovano Enzo Siviero non esclude. Siviero non è una persona qualsiasi, c'è chi lo chiama bridgeman, l'uomo del ponte. Nel suo campo è un'autorità, per 25 anni professore ordinario allo UAV di Venezia e ora rettore dell'Università Telematica e Campus. Ingegnere, autore di centinaia di pubblicazioni, architetto, costruttore di ponti, una quarantina solo in Veneto e soprattutto in questo frangente consulente per SPEA Engineering, società del settore infrastrutture del gruppo Atlantia, per il crollo del ponte Morandi di Genova, 43 morti. La domanda è: com'è possibile che un ponte di tale portata sia potuto crollare in pochi secondi? Un ponte molto pulito, molto chiaro, ma diciamo che ha degli elementi mancando i quali non tiene più. Si sono state messe delle microcariche di un certo tipo, in microsecondi ti fa saltare un pezzo e viene giù. Chi potrebbe aver fatto una cosa del genere, per quale motivo? Ma guardi, il gruppo Autostrade è diventato praticamente il leader mondiale delle concessioni autostradali. Ci sono altri soggetti che potrebbero essere interessati a prendere in mano le situazioni. Non ci dimentichiamo che la fine che ha fatto Mattei. Questa ipotesi che percentuale gli dà? Guardi, io in questo momento sono portato a dare una percentuale superiore al 50%. Diciamo che questa in questo momento è l'ipotesi che tecnicamente potrebbe giustificare le modalità di crollo. Sarà poi naturalmente agli inquirenti valutare se e come, però certamente c'è qualcosa che induce a pensare che ne sia sfuggito. Se uno va a vedere ci sono dei lampi, c'è un crollo verticale di un certo tipo, c'è una rotazione, insomma ci sono molti elementi che sono compatibili con questa ipotesi. E adesso lo stupro di Jesolo, perché nella notte la cittadina balneare è stata tappezzata di sagome nere impiccate, la provocazione di Forza Nuova e arriva immediata la condanna dell'amministrazione comunale. La sagoma nera, la corda al collo, il cappio e sotto il cartello lapidario, pena di morte per gli stupratori.
Il messaggio appare in più punti nella notte lungo i pontili, ma non solo, e non è difficile capire in quale città, nella Jesolo, colpita dalla vicenda dello stupro della quindicenne sulla spiaggia. La tensione sale alle stelle nella regina del litorale, già ferita dal dramma della ragazzina. Il sindaco Valerio Zoggia condanna da subito il gesto e le parole contenute nel cartello con la sagoma, ma Forza Nuova ribadisce su Facebook: nessuna pietà per chi tocca le nostre donne. E poco importa evidentemente che la ragazzina violentata sia originaria del Centro Africa, anche se da anni residente in Friuli Venezia Giulia. D'altronde, nelle ore successive alla notizia dell'arresto di Mohamed Gueye, il 26enne senegalese in carcere con l'accusa dello stupro, il gruppo di estrema destra, per bocca del suo leader nazionale Roberto Fiore, aveva già preannunciato l'arrivo delle passeggiate per la sicurezza anche qui, sul litorale, condita dalla presenza di pugili. Uno Stato realmente nazionale e sociale condannerebbe la pena massima a chi viene per distruggere le vite degli italiani, non gli italiani stessi che muoiono di immigrazione e di infrastrutture devastate, si legge ancora nel messaggio su Facebook, che prende di mira tutti, leghisti e grillini compresi. Sull'episodio dei manichini neri impiccati intanto indagano le forze dell'ordine. Tutto questo mentre il destinatario vero del messaggio, Gueye, ieri si è difeso sostenendo che il rapporto tra i due fosse consenziente, ma rimarrà in cella. Per gli inquirenti è un individuo pericoloso e l'impianto accusatorio nei suoi confronti è considerato forte e schiacciante. Pedemontana Veneta, il presidente Zaia conferma giovedì l'arrivo a Venezia del ministro dell'Interno Matteo Salvini. È inevitabile non parlare dell'indagine che riguarda proprio il capo del Viminale, indagato, dice Zaia, per aver fatto il ministro. Stiamo parlando della Pedemontana Veneta, quindi confermo la firma e molto probabilmente, se non aumenteranno ancora di più le adesioni, che sono quasi 200, si farà Palazzo Balbi. Il governatore Zaia dunque conferma l'arrivo giovedì a Venezia del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che firmerà il protocollo di sicurezza contro le infiltrazioni mafiose. Sottolineo che da quando l'abbiamo presa in mano, dice Zaia, cioè dal 1 gennaio 2017, quando è diventata regionale, abbiamo coinvolto Corte dei Conti, Avvocatura dello Stato e ANAC. Quelli che dicono che c'è polvere sotto il tappeto mi dicano dov'è. Con il ministro Toninelli, continua Zaia, ho avuto un bell'incontro e abbiamo parlato di tante partite. Penso che la Pedemontana non sia al centro delle questioni, ma bisogna spiegare ai cittadini che il dibattito politico si deve tradurre in opere. Fare oggi delle revisioni, ha spiegato ancora Zaia, significherebbe una spesa di miliardi in più, e non si dica che sono innamorato della Pedemontana, l'ho dato in mano ai tecnici perché mi sembrava onesto che fosse valutato tutto. Oggi nessuno, 2 miliardi e 258 milioni il costo dell'opera, che è pubblico come tutto il resto, ha aggiunto il governatore, che poi ha concluso: se si partisse adesso, per realizzarla o ci vorrebbe un finanziamento nazionale o un accordo di concessione o l'introduzione di nuove tasse per fare infrastrutture. Dunque l'arrivo a Venezia del ministro Salvini segna di fatto un'accelerazione nell'opera. Salvini, che arriverà a Palazzo Balbi dopo essere stato indagato dalla Procura di Agrigento per il caso della nave Diciotti. Firmo volentieri con il ministro Salvini, a mio avviso sotto inchiesta ingiustamente, visto e considerato che viene indagato un ministro semplicemente per aver fatto il ministro. Voglio ricordare che a nostro avviso non c'è stato nessun sequestro di persona. Chiunque di noi andasse in un altro paese e si trovasse semplicemente senza documenti, da quella dogana non uscirebbe. Zaia, che poi parla di coerenza nell'operato del capo del Viminale. È inutile fare, come si può dire, esporre idee per mesi, per anni contro quel modello di gestione dell'immigrazione e poi andare a governare il Ministero degli Interni e gestire come ha fatto prima. La sinistra l'ha provato, ci ha provato per 7 anni, non ci è riuscita, adesso tocca a noi. Torniamo adesso in quei comuni trevigiani, nel dettaglio Sarmede e Cordignano, alle prese con la conta dei danni provocati dall'esondazione di alcuni torrenti lo scorso fine settimana. A Cordignano una famiglia potrebbe essere evacuata nelle prossime ore. Sarmede e Cordignano tentano di rialzarsi dopo gli allagamenti del fine settimana provocati dall'esondazione del Rio Ruio e di altri torrenti. La Regione Veneto proprio questa mattina ha presentato la richiesta di stato di crisi. Nel frattempo i cittadini dei 2 comuni coinvolti continuano a presentare le domande per il risarcimento danni. C'è una novantina di segnalazioni di danno ai quali chiaramente dovremo aggiungere poi tutta la parte patrimoniale pubblica. Sicuramente ammonta a qualche centinaia di migliaia di euro.
in via Prudenziale, se non di più. Oltre un centinaio le abitazioni di Cordignano che hanno subito danni. Dovrebbero essere alcune centinaia e migliaia di euro i danni. Si tratta pur sempre di stime provvisorie perché, spiegano i due sindaci, con il passare delle ore emergono nuove problematiche. Più si va avanti e più risulta esteso. E proprio a Cordignano una famiglia la cui abitazione si trova a ridosso di questo muretto abbattuto dalla furia dell'acqua potrebbe essere evacuata nelle prossime ore. Sto facendo visita ad una famiglia che si trova proprio dove è caduto il muretto. L'abitazione sembrerebbe inagibile, quindi mi sto muovendo per trovargli un alloggio temporaneo. Anche nel comune friulano di Caneva, che confina con Cordignano, un centinaio le abitazioni allagate per lo straripamento del Rio Ruio. Un evento improvviso e con una violenza che ha lasciato dietro di sé fango e distruzione. Dopo 5 minuti, massimo 6-5-10 minuti, ha riempito tutta la casa, e sono 180 metri quadri al piano terra, e la forza poi ha divelto la porta dell'entrata. È stato un fiume in piena. E mentre a Salmede e Cordignano si stanno valutando interventi a medio e lungo termine per evitare il ripetersi di eventi simili, continuano i sopralluoghi di Genio Civile e geologi anche per verificare la situazione della frana lungo la provinciale 151. Con domani mattina, a seguito della loro elaborazione e considerazioni, faremo il punto della situazione. Per il momento comunque la viabilità è aperta a senso unico alternato. La strage degli infortuni mortali sul lavoro, un bollettino di guerra per il Veneto che vede salire a 50 il numero delle vittime registrate da inizio anno dopo l'agghiacciante incidente accaduto ieri nel Trevigiano a Salgareda. Conosco quell'azienda, è un'azienda assolutamente all'avanguardia, ho avuto modo anche di visitarla, forse un anno fa, poco prima di ottobre, e mi ricordo insomma le attenzioni per tutti i temi della sicurezza. Adesso è un'azienda grande e strutturata, però è giusto, ha ragione Ferrari, hanno ragione tutti quelli che chiedono, e noi siamo a disposizione. Del resto abbiamo firmato un protocollo, e il protocollo deve essere, come si può dire, garantito anche da fatti concreti come una riunione del tavolo. Luca Zaia se la ricorda bene quell'azienda dove l'anno scorso durante una visita certamente ha incrociato lo sguardo del 44enne di Ponte di Piave schiacciato da un braccio meccanico alla 3B di Salgareda nel Trevigiano. Un'azienda modello come tante in questo Veneto, sul quale da gennaio ad oggi pesano però 50 croci. Tante sono state le morti bianche da inizio anno. È Treviso con 13 vittime a guidare la triste classifica, seguita da Verona con 12 e poi Venezia 9, Vicenza 5, Padova 4, Rovigo 3 e Belluno 2. Una contabilità puntuale, quella dell'Osservatorio delle morti sul lavoro di Bologna, che monitora quotidianamente l'andamento degli infortuni nei luoghi di lavoro. In Veneto dalla scorsa primavera si è aperto un tavolo allargato sulla sicurezza, la cui convocazione è stata sollecitata ieri dal segretario regionale della CGIL, Cristian Ferrari. Ci siamo peraltro anche con una vicenda, come si può dire, assolutamente particolare, perché stiamo parlando in questo caso di un lavoratore che era lì da 20 anni e quindi non possiamo neanche parlare di un neofita. La CGIL chiede di dare concreta applicazione al piano strategico regionale su salute e sicurezza che insieme a CISL e UIL è stato sottoscritto con la Regione Veneto e con le associazioni datoriali, e di passare dalle parole ai fatti, a partire dall'avvio delle procedure per l'assunzione di 30 nuovi ispettori degli Spisal, prima misura necessaria per determinare un aumento significativo dei controlli delle condizioni di lavoro nelle imprese. Oggi in Consiglio regionale la discussione sul progetto di legge per ripristinare la leva obbligatoria, una naia di 8 mesi, ma già si preannuncia battaglia con l'opposizione. La consigliera Alessandra Moretti dice è solo propaganda, intanto fuori da Palazzo Ferrofini la protesta degli studenti. È stata pacifica la protesta degli studenti che hanno manifestato nelle vicinanze di Palazzo Ferrofini in concomitanza con l'avvio dell'esame del progetto di legge nazionale che ha l'obiettivo di ritornare alla leva obbligatoria dal 2021. Noi studenti non ci stiamo, non crediamo che sia giusto investire più di 50 milioni di euro in un provvedimento inutile volto a educare i giovani attraverso l'ordine e la disciplina quando le scuole cadono a pezzi, i giovani non hanno da pagarsi i libri e i
trasporti per andare a scuola. Educateci insegnandoci la solidarietà, l'apertura mentale, le culture che ci sono in giro per il mondo. Educateci sui banchi di scuola anziché mandarci 8 mesi in servizio militare. Il dissenso si è manifestato a colpi di rasoio e i capelli sono stati consegnati dai portavoce della rete studenti medi ai consiglieri regionali. Stretto il cordone di sicurezza con i poliziotti in tenuta antisommossa presenti attorno a Palazzo Ferrofini sin dal primissimo pomeriggio. Nell'aula la discussione è stata aperta dal relatore di maggioranza Massimo Giorgetti, che ai ragazzi ha chiesto fiducia. L'iniziativa è quella di cercare di ricreare attraverso questo strumento o il servizio militare o il servizio civile comunque obbligatorio un minimo di cultura del dovere oltre che quella dei diritti e anche creare quell'affiatamento, quelle esperienze comunitarie che oggi purtroppo la tecnologia, il web, i cellulari eccetera non esistono più i rapporti umani. Ma la proposta trova la ferma opposizione del centro-sinistra. È un progetto di legge innanzitutto propaganda che non servirà a nulla, non realizzabile perché ha dei costi pazzeschi, per cui si parla addirittura di 5 miliardi, cioè estenderla poi anche alle donne significherebbe aumentare i costi, non ci sono attualmente le risorse nemmeno per garantire il servizio civile che è volontario. Il PD chiede di aumentare quegli stanziamenti e di consentire a chi ha voglia di affrontare un'esperienza di tipo civile di poterlo fare. È una legge, ripeto, propaganda che non vogliono neanche i militari e non vogliono i giovani. La cronaca, 63enne di Campo San Piero truffato da 2 sconosciuti che gli promettono una falsa ricompensa per trasferire 8 milioni di euro dalla Ghana all'Olanda e lui paga le tasse sull'operazione inesistente. Truffa da 56.000 euro per un 63enne di Campo San Piero. L'uomo è stato contattato attraverso i social da una donna del Ghana che gli ha fatto credere di dover trasferire in Italia 8 milioni di euro e da un suo complice che si è spacciato per direttore di banca. Al 63enne sarebbe toccata una ricompensa per effettuare l'operazione, però la vittima ha accettato di pagare tasse internazionali per 56.000 euro, convinto anche da un viaggio in Olanda dove ha conosciuto il falso bancario. Spariti nel nulla i suoi contatti, l'uomo ha fatto denuncia in procura a Padova e ora anche l'Interpol sta cercando di rintracciare i truffatori. Sono ad oggi 132 i casi confermati in Veneto di infezione all'uomo dal virus West Nile, dei quali 41 evoluti nella forma neuroinvasiva con 6 decessi, tutti avvenuti in persone anziane o con gravi patologie pregresse. Lo evidenzia il 6° bollettino sulle arbovirosi redatto e diffuso oggi dalla Direzione Prevenzione della Regione. Rispetto a quello emesso il 21 agosto scorso è segnalato un aumento complessivo di 27 casi. Il monitoraggio continuo dei nostri esperti conferma che siamo di fronte ad una situazione impegnativa ma che non deve destare allarme, sottolinea l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, con un virus che risulta asintomatico nell'80% dei casi e in meno dell'1% capace di evolvere nella forma neuroinvasiva. I tecnici della direzione prevenzione sono al lavoro per definire i particolari del piano di disinfestazione straordinaria sia adulticida che larvicida che abbiamo deciso di far scattare finanziandolo con fondi regionali che si gireranno tra i 400 e i 500 mila euro. La provincia con più casi è Padova, 54 totali, seguita da Rovigo 26, Verona 24, Venezia 19, chiudono Vicenza con 6 e Treviso con 3. Ed è molto contestata, andiamo a Padova, sembra anche nella maggioranza. Ieri la Lega Nord ne aveva chiesto le dimissioni, stiamo parlando dell'assessore al verde pubblico Chiara Gallani che ad andarsene non ci pensa nemmeno. Oggi con il sindaco Giordani si è scusata con i padovani e ha spiegato i ritardi del suo assessorato su sfalci dell'erba e sulla rimozione di alberi e rami caduti. Ieri la Lega Nord ha chiesto le sue dimissioni, vuole replicare? Niente, il sindaco non vuole, ci abbiamo provato e che glielo richiedano, ma siamo una bella squadra.
Ci ride sopra, anche se poco prima, assieme al sindaco Giordani, l'assessore aveva chiesto scusa ai padovani per la situazione estiva del verde pubblico. Ma gli sfalci tardivi dell'erba, la rimozione di quella indesiderata, le rimozioni, anche quelle tardive, di alberi e rami secchi caduti dopo il nubifragio del 21 luglio, hanno i giorni contati. Il sindaco Giordani assicura che entro il 20 settembre la città sarà uno specchio. Abbiamo previsto di stanziare un'importante somma per incrementare il numero di interventi come sfalci in città, oltre a quelli già previsti, pari a quello dello scorso anno. Un settore che sta facendo fronte a una situazione straordinaria e contemporaneamente deve anche curare l'ordinario, e una stagione di piogge e caldo, abbiamo visto, ha richiesto quello che molto di più di quello previsto per gli scorsi anni. Micidiale quest'estate l'alternanza sole-pioggia, ha ricordato l'assessora, un meteo che ha preso in contropiede noi, ma l'erba alta c'è stata anche nei comuni intorno a Padova. Dal 2017 è fuori legge il diserbante glifosato, quello che serviva a rimuovere la sorghetta dai marciapiedi, dalle piazze e dai bordi delle strade. I prodotti alternativi non sono ancora così efficaci. Questo per l'urgente. Tra settembre e ottobre il caposettore degli Innocenti preparerà il piano degli sfalci per il prossimo biennio, ha assicurato il sindaco. Mentre ci sono anche da sostituire ben 875 alberi caduti tra il 21 e il 22 luglio. Zanzare, l'ULSS ha segnalato un caso di West Nile alla Guizza. Nella notte disinfestazione straordinaria nel raggio di 200 metri dal focolaio. Il comune corre ai ripari investendo nell'informazione ai cittadini e non solo. Più di 60.000 euro per azione di prevenzione, per un'informazione porta a porta a tutti i cittadini, pastiglie gratuite particolarmente sostenibili dal punto di vista ambientale da giovedì in tutti i quartieri, all'URP e a Informambiente, e delle azioni specifiche nei fossati, un'azione specifica per le scuole, per l'inizio delle scuole e un altro giro nei parchi. Ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità, restate con noi. Di nuovo in diretta e polemica a Venezia dopo che Ken Howard, uno dei più importanti pittori inglesi contemporanei, è stato allontanato dai vigili perché stava dipingendo in centro storico senza i permessi necessari. Quale luogo migliore per dare sfogo alla propria arte se non Venezia? Eccolo il professor Ken Howard, 86 anni, uno dei più importanti pittori contemporanei inglesi, mentre dipinge tra le piazze e i rii del centro storico, catturando le meraviglie della città. Obviously the light is completely unique, because here we are standing here, generally surrounded by water. Stava facendo lo stesso domenica scorsa con tavolozze e pennelli sotto le procuratie, ma l'artista è stato fatto allontanare da un intervento dei vigili. L'episodio è stato reso noto da un cittadino con un post su Facebook che in poche ore ha registrato 200 condivisioni. Lui, da 50 anni, si legge sul social, con sole, pioggia, neve, nebbia e acqua alta dipinge meravigliosamente la nostra Venezia. Domenica 2 vigili lo hanno fatto allontanare da dove da sempre dipinge. Vergogna, chiedo scusa a nome di Venezia. Tra i commenti, quello del gruppo 25 aprile. Siamo davvero sicuri che siano queste le priorità di una città allo sbando come Venezia? Scrive in una nota il portavoce Marco Gasparinetti. Se la politica deve dare indicazioni sulle priorità da seguire e legiferare in materia, è evidente che la scarsa conoscenza della realtà cittadina sta creando situazioni ingovernabili. Per questo manifestiamo la solidarietà a Ken Howard. Immediata la replica del Comune di Venezia. L'intervento è stato corretto. Se non fossimo intervenuti ci sarebbero state comunque proteste, dice la Polizia Municipale. Bastava avesse chiesto i permessi. Le regole ci sono e valgono per tutti. Spiace per l'accaduto, ma il signor Howard vorremmo far sapere che se ci informa del suo arrivo anche in anticipo gli faremo trovare un permesso temporaneo per dipingere e gli spiegheremo quali sono le regole che vigono in piazza San Marco. L'assessore al turismo Paola Amara assieme al capo di gabinetto del sindaco Morris Ceron portano la voce dell'amministrazione comunale dopo aver sentito il comandante Marco Agostini ieri impegnato. Il signor Howard era sotto le procuratie con il cavalletto e i vigili lo hanno invitato ad andarsene perché senza permessi. Non lo hanno identificato e non ci sono state sanzioni di alcun tipo, spiega il comune. Se un pittore, noto o meno, fa una richiesta di permesso temporaneo per dipingere non ci sono affatto problemi, sono i benvenuti. Conclude Ceron.
E adesso vi parliamo di Diversamente Veneto, il diario rivolto ai bambini per far conoscere le meraviglie della nostra regione. Protagonista Jesusleni Gomez, l'imprenditrice che ha attraversato i comuni veneti a piedi e che in queste settimane sta raccontando in prima serata ogni martedì, quindi anche questa sera a partire dalle 21:15 su Antenna 3 la sua avventura. Fu così che la regina Venezia chiese aiuto a un gruppo di fidati consiglieri che rappresentavano tutti i 7 regni e che avevano il compito di stabilire le leggi che amministravano il magico mondo del Veneto. Ci sono i 7 guardiani che proteggono le 7 province, come la regina Venezia o Super Treviso, e poi c'è lei, Jesus, una caricatura di Jesusleni Gomez, che nel diario Diversamente Veneto porterà i bambini della scuola primaria alla scoperta delle meraviglie della nostra regione. L'idea è nata dopo il viaggio che ha portato l'imprenditrice di origini brasiliane ma veronese d'adozione ad attraversare a piedi i 574 comuni veneti. Ho reso partecipi più piccoli che nella camminata non potevano partecipare con i discorsi che facevamo da grandi. La sua esperienza, ora Jesusleni, la racconta ogni martedì in prima serata nel programma di Antenna 3 Diversamente Veneto. E adesso arriva per i più piccoli questo viaggio fantastico, una sorta di fiaba alla scoperta delle province e tramite racconti e canti popolari delle vicende dei veneti durante l'emigrazione di fine 800 e primi 900. Fatta a immagine e a utilizzo dei bambini, quindi una cosa molto semplice, molto ben fatta. Io vi auguro che questo possa essere anche un imprinting per i bambini che lo leggeranno. 5.000 le copie a disposizione dei genitori. Devono solamente mandare un WhatsApp e dicendo l'età dei bambini, noi gli chiederemo da raccontarci come sono diversamente Veneto, raccontano la loro storia di famiglia piuttosto che qualcosa che li ha appassionato nel Veneto, e poi ci saranno dei punti alla quale potranno ritirare il diario. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Anticiclone africano ben saldo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto proseguirà il bel tempo, sarà infatti ampiamente soleggiato su tutta la nostra regione, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra 26 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà asciutto e stabile su tutti i settori. Ampio soleggiamento con il cielo che si presenterà sereno al massimo velato. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 16 e 18 gradi. Valori massimi compresi invece tra 28 e 31 gradi circa. Infine, la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, sarà infatti asciutto su tutti i settori. Ampio soleggiamento ovunque, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14 gradi. Valori massimi compresi invece tra 29 e 32 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci.